Pronti con i nostri approfondimenti, cominciamo dall'ex Ilva. Ieri, come sapete, la notizia del sindaco Piero Bitetti che ha firmato l'ordinanza che impone ad Acciaierie d'Italia Energia, una delle società controllate da ADI, di spegnere la centrale termoelettrica dell'ex Ilva perché non ha norma rispetto a una serie di emissioni e soprattutto rispetto a quanto previsto da un'autorizzazione integrata ambientale. Ma che cos'è la centrale elettrica? Di cosa si occupa all'interno dello stabilimento? Come interviene nella linea produttiva? E quanto questa ordinanza può incidere sulla linea produttiva? Come sempre lo chiediamo a Roberto Giua, ex direttore scientifico di ARPA Puglia, che è in collegamento con noi. Buongiorno, dottor Giua. Buongiorno. Allora, dottore, come al solito, per me che ho un solo neurone, abbiamo necessità di comprendere, altrimenti parleremo sempre un po' così a spiovere di tutto questo. Allora, una centrale termoelettrica all'interno dell'Ilva esiste, immagino, per produrre energia, ma non solo. Come funziona questa parte della fabbrica tarantina? Dunque, la centrale termoelettrica appunto produce elettricità, ma non solo, per esempio fornisce anche vapore, comunque la centrale è uno stabilimento non particolarmente nuovo, nel senso che in effetti ci sono due impianti all'interno della centrale che si chiamano, diciamo, con delle sigle CET2 e CET3. Uno dice: ma perché il CET1 non c'è? Il CET1 è una centrale vecchia che è stata demolita e che non c'è più. Queste due centrali sono, diciamo, di tipo una un po' più vecchia e una un po' più nuova, ma comunque entrambi forniscono, diciamo, un quantitativo dell'ordine di 400-500 megawatt di energia, e questa energia viene fornita sostanzialmente allo stabilimento ex Ilva. Diciamo, lo stabilimento ha necessità ovviamente di grandi quantità di energia elettrica e loro lo forniscono. Ma come fanno a fornirlo? In effetti loro utilizzano i gas che vengono prodotti dallo stabilimento stesso nel processo produttivo, sia nelle cokerie che nelle altiforni che nelle acciaierie. Questi gas arrivano alle due centrali CET2 e CET3. Nel caso delle CET3 vengono anche parzialmente miscelati con del gas naturale e poi questi gas bruciano e forniscono energia. Quindi sostanzialmente riciclano delle loro emissioni per produrre energia che serve alla fabbrica, giusto? Esattamente. In effetti sono delle emissioni molto molto rilevanti, cioè questi gas sono... Ecco, era proprio qua che volevo arrivare. Bloccare la centrale termoelettrica significa che fine fanno quei gas, i gas AFO, giusto per capirci, o tutti gli altri come quelli che arrivano per esempio dalle cokerie? Guardi, è assolutamente impossibile, nel senso che le quantità sono tali che non possono certamente essere scaricati in atmosfera né bruciati. Se le centrali si ferma lo stabilimento, in buona sostanza, perché primo, questi gas non possono più essere utilizzati e non possono nemmeno essere stoccati. In secondo luogo, non c'è più l'energia elettrica per fare funzionare lo stabilimento. Ma non può accedere, Ilva non può accedere, diciamo, alla normale rete elettrica, dottore? Probabilmente potrebbe anche farlo, ma è una cosa assolutamente impraticabile, nel senso che sono quantità di energia elettrica enormi. Ok, allora tendenzialmente le centrali forniscono anche un surplus di energia spesso alla rete, insomma, ma non si può pensare che un migliaio di megawatt vengano in qualche modo, diciamo, tolti alla rete elettrica. Vista anche la crisi energetica verso la quale stiamo andando incontro, tra l'altro, la vedo ancora. Poi questi gas, che sono in quantità di milioni di metri cubi, non possono certo essere scaricati né bruciati. Cioè, sostanzialmente credo che se effettivamente i due impianti, CET2 e CET3 della centrale, dovessero fermarsi, in breve tempo si ferma anche lo stabilimento. Allora, ADI ha già annunciato che farà ricorso contro questa ordinanza del sindaco di Taranto, però ecco, noi adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità e un po' di musica, però dottor Giua, avrei necessità di comprendere un altro aspetto, e cioè entrare nel merito dell'ordinanza. Noi ora rischiamo, diciamo, che la fabbrica si fermi per
che senza le centrali elettriche questi gas, come dice lei giustamente, non possono essere scaricati né possono essere, come dire, stoccati da qualche altra parte, ma in realtà è stato fermato perché immagino non rispettasse una serie di norme, giusto? Certo. E allora facciamo così, tra pochissimo col dottor Roberto Giua vi raccontiamo anche quali sono le ragioni che hanno portato il comune a firmare questa ordinanza. Vi racconteremo in maniera semplice una cosa che è particolarmente complessa, quindi mi raccomando non andate via, restate sui 96.5 e sul canale 94. A tra poco. Torniamo a Taranto per continuare a parlare di ex Ilva, lo stiamo facendo con Roberto Giua, ex direttore scientifico di ARPA Puglia. Ieri, come sapete, il sindaco di Taranto ha firmato l'ordinanza che impone lo spegnimento della centrale elettrica dell'ex Ilva perché non rispetta una serie di prescrizioni. Ma quali sono le ragioni che hanno spinto il sindaco a prendere questa misura, insomma, che, come ci spiegava poco fa il dottor Roberto Giua, può portare allo spegnimento della fabbrica, alla stop alla produzione dello stabilimento? Allora, dottor Giua, quali sono le ragioni alla base della decisione di Piero Bitetti? Allora, guardate, le ragioni non sono diverse da altre vicende già accadute, nel senso che è stato consegnato da parte del gruppo ARPA, Ares e ASL un rapporto sulla valutazione del danno sanitario per quanto riguarda la centrale, in sostanza. Questa mostra delle criticità e conseguentemente entro 30 giorni doveva essere presentato un piano di riduzione delle emissioni inquinanti da parte della centrale. Questo non è stato fatto e conseguentemente, diciamo, il sindaco ha emesso questa ordinanza. Domanda, ma la centrale elettrica, in quanto parte della fabbrica, non è coperta dall'AIA che... Esattamente, e questa è la vicenda, in effetti, che diciamo che se non fosse drammatica sarebbe quasi divertente, nel senso che la legge che classifica stabilimenti di importanza strategica nazionale, diciamo, in effetti all'articolo 3 riporta Ilva, riporta lo stabilimento. Sì, certo. Ma legge del 2012, lo ricordiamo, insomma, chi ci ascolta. Dunque, la 231 del 2012. Esatto. E questa centrale però non è Ilva, in realtà è un'altra azienda. Da molti anni questa centrale è stata, diciamo, è stata diventata un'azienda diversa da Ilva e da tutti gli stabilimenti, le denominazioni successive, e attualmente si chiama ADI Energia SRL e si occupa di fornire l'energia all'Ilva, ma non solo, nel senso che la vende anche alla rete, e quindi questo stabilimento non è compreso tra quelli di interesse strategico nazionale. E quindi per questo motivo è soggetta a questo obbligo e quindi può essere soggetta anche a sanzioni, a misure, diciamo, cautelative come quella della sospensione dell'attività. Quindi abbiamo, per capirci, uno stabilimento strategico nazionale come quello dell'ex Ilva, indicato con una legge, che dipende da una centrale elettrica che è del gruppo Ilva ma non è strategica nazionale, quindi quell'impianto strategico nazionale ora rischia di fermarsi per questa centrale elettrica. Cioè, è davvero, se non ci... Effettivamente, ma d'altra parte evidentemente quando è stata fatta questa legge non hanno pensato che questa includesse anche la centrale, non ce l'hanno messa e quindi questa ora rientra nelle impossibili sanzioni contrariamente all'Ilva. Cioè, in pratica perché ovviamente le criticità di un rapporto di valutazione del danno sanitario ci sono anche per lo stabilimento Ilva, certo. Però quello è strategico nazionale, quindi determinate, diciamo, si va in deroga, diciamo, a una serie di obblighi. Diciamo, un atteggiamento benevolo, se vogliamo. Sì, ecco, no? appena da 15 anni, diciamo. Dottor Giua, un'ultima domanda le faccio. Quali emissioni, diciamo, il comune, l'ARPA Puglia, immagino coloro che hanno fatto le indagini per arrivare poi a questa valutazione, poi diciamo su cui il sindaco poi ha firmato l'ordinanza, di che sostanze parliamo da emettere che la centrale metteva nell'aria? Previste praticamente nel caso della centrale parlano di emissioni di sostanze non cancerogene. Naturalmente queste sono quelle che sono state accertate, certo. Non è che emette solo.
e quelle che possono essere considerate al di fuori da limiti di accettabilità, arsenico, cobalto e nickel come componenti delle emissioni, diciamo, ovviamente di carattere particolato, polverulento, insomma, da parte della centrale. Teniamo presente che queste centrali i gas e le sostanze che bruciano non sono sostanze, virgolette, inerti, cioè si tratta di gas che provengono dallo stabilimento e quindi sono gas, insomma, di per sé che hanno una loro pericolosità. Nel bruciare ci sono queste emissioni, queste sono tali da costituire una criticità nelle emissioni in aria dopo la combustione. Questo è quello che viene detto. E allora vedremo come andrà a finire questa storia, perché tanto insomma ADI ha già annunciato che impugnerà questa misura, vedremo quali saranno poi evidentemente le conseguenze rispetto alla produzione. Intanto, come sempre, grazie a Roberto Giua per averci fatto comprendere realmente di che cosa stiamo parlando. Grazie davvero, dottor Giua, buon lavoro. Grazie a voi.